Benvenuta all'ospite della domenica, Arianna Scommegna, Grazie. che vedremo a teatro oggi pomeriggio, nei prossimi giorni a Catania, con Il Nodo, Joanna Adams. Sì. Uno spettacolo che ha a che fare con un tema attualissimo e drammatico che è il bullismo, vero? Sì, siamo in scena io e Ambra Angiolini e la pièce si sviluppa nell'arco di un'ora ed è il colloquio tra una madre e un insegnante. Un colloquio molto tosto perché evidentemente, non voglio svelare la trama dello spettacolo perché è bellissimo, immagino. Queste due donne si scontrano, dove si scontra poi di più l'istituzione famiglia e l'istituzione scuola. E diciamo il tema del bullismo è la punta dell'iceberg di un problema molto più grande che è la difficoltà di parlarsi. Ecco. E questa è diciamo la cosa più forte, però è molto interessante. Paradosso di oggi, perché oggi che siamo nell'epoca della comunicazione in realtà siamo molto chiusi, è vero, soprattutto dopo il Covid, ma non solo. Poi. Assolutamente, poi ci sono questi sistemi di comunicazione bidimensionali che poi fai fatica quando sei dal vivo a dirti veramente le cose, a volte sei molto mediato. La scuola ha il problema che gli insegnanti devono sempre stare attenti a quello che dicono, devono avere sempre un testimone, anche quando laddove sono dei professori, degli insegnanti meravigliosi, è difficilissimo capire i ragazzi. È difficile entrare nel cuore dei ragazzi. Comunque il Nodo ha questo spunto del bullismo, se vogliamo vedere ancora qualche immagine, e il bullismo è veramente una piaga. È una piaga sociale. Poco contrastata, perché non si sa bene nemmeno come contrastare. No, anche perché, come dicevo prima, la punta dell'iceberg, nel senso che è l'esplosione della violenza, ma la violenza è perché tu dentro hai dei problemi che non riesci a risolvere. Ti stiamo vedendo insieme con Ambra, qui sono alcuni momenti. Sì. Già, la violenza, dicevi? La violenza è qualcosa che tu hai dentro, probabilmente che magari vivi un po' dentro la famiglia, ma soprattutto oggi penso nella società. È una società molto aggressiva, competitiva, dove i ragazzi sono sempre sottoposti a una pressione di performance. Giusto. Ed è questo che li stimola a essere poi naturalmente, istintivamente un po'. E certo dovremmo intervenire tutti come genitori, come scuola, come società. Tu sei milanese, ma riveliamolo, sei figlia di un personaggio a noi carissimo che è Nicola Di Bari. Come sta papà? Sta benissimo, siamo felici. Lo saluto. Anche noi. Grande, guarda, io ho avuto il privilegio, eccolo qua, ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente anni fa e sono molto contento anche di rivederlo qua e rivedere. Sono molto orgogliosa di essere sua figlia e quello che mi ha trasmesso di più è stato proprio l'amore e la passione per il palcoscenico e per le persone, perché lui ama il suo pubblico tantissimo, è un artista generoso e questa cosa è una cosa importante, ricordarsi che tu sei sul palco, ma in realtà tu sei per le persone. È bello perché i personaggi dello spettacolo, quando sono, come dire, profondi, hanno successo come tuo padre, poi capiscono proprio questo, insegnano questo. Che cos'è l'umiltà? E la comunicazione è un regalo, è un dare qualcosa agli altri. Non sei tu migliore di altri, tu hai un piccolo dono, un piccolo grande dono. Senza bisogno di divismo, è vero, che invece purtroppo dilaga, se vediamo i social, anche presso chi non avrebbe i titoli per, è vero? Cioè, illustri sconosciuti che però hanno, follower, eccetera, eccetera. Senti, tu hai frequentato la scuola d'arte drammatica illustre a Paolo Grassi di Milano, e poi sei entrato in questo gruppo importantissimo che io mi ricordo del Teatro Ringhiera. Ma ti prego, che bello! Nei miei anni di Milano con Serena Sinigaglia, e avete fatto diversi spettacoli. Uno di questi era Utoia, che noi vediamo un attimo insieme. Finito! Il norvegese ha una muscolatura agile ed emana un'impressione di forza e tranquillità. Per quanto riguarda il carattere, è vivace, vigile, si attacca a una persona in particolare che segue ovunque. Ho sentito Cristine! Cosa ha detto? Non le va di stare in campeggio, Gunnar. Ma certo che sì. L'ho capito dalla voce. È pieno di ragazzi della sua età, le va di sicuro. Non dovevi forzarla. E poi io non ero d'accordo.
Non mi piacciono i socialisti. Non mi sono Vabbè, piaciuti. era un trailer, quindi ci scuserai, ci sono anche dei momenti in cui non ci siete voi in scena, ma ci sono come dire, immagini. i nomi dei protagonisti. Ma che stavi facendo? In quel momento con lo specchio. Allora, quello è uno spettacolo, la storia di questo spettacolo è terribile perché è la strage che fece quel terribile norvegese che nello spettacolo diciamo che non lo vogliamo neanche nominare e non lo nominiamo, dove uccise sull'isola di Utoya 69 ragazzi. Mamma mia, mi ricordo, nel terribile. 2011. E il racconto di questa storia è sviluppato da 3 coppie di personaggi, quindi quei due, la signora con lo specchio è la madre di una ragazzina che era andata al campeggio dove lo stragista, Povera. che era uno stragista politico, perché uccise i giovani laburisti del futuro. Ecco, aveva un che odio politico. Aveva un cioè. odio politico verso questi che erano per la multiculturalità, per l'inclusione, la solidarietà. Ecco. Certo. Poi hai fatto anche testi sempre impegnati, e qui città di M, che non si può dire, di Piero Colaprico, che è un bravissimo giornalista, un collega che tutti noi conosciamo, e vediamo anche qui un momento e poi ci spieghi un po' perché città di M e qual è questa città di M. Noti, lo sappiamo dalla sala radio della questura. Come non è vero? Guardi che non sono diventata una giornalista per caso. No, aspetti, scusi, ma dove va? Ma chi sono? Ma no, ma non io, i 2 morti volevo dire. Ma cos'è, non mi capisce? Io? Io lo so chi sono io. Io sono una che sa quello che vuole. E infatti sono qui. Prima. Arrivare primi. È già avere mezza notizia in più. Allora, mi descrivi 2 morti? Sei acceso. Un uomo giovane e una donna di mezza età. In 2 cartoni insanguinati. Bellissimo. Ma bellissimo, che effetto ti fa rivederti? Fa impressione perché poi questo è di un po' di anni fa, oddio, guardalo. Qui facevo il tassista. E perché città di M? Allora, qui città di M, nel senso che è poi la città di Milano, è un giallo noir che ha scritto Piero, dove io interpreto 7 personaggi che si scambiano parola uno dietro l'altro, dove io cambiando una maglietta, una giacchina, una cosa, mi trasformo in queste, cioè il poliziotto della scientifica, questo è un tassista che viene chiamato perché nel piano di sopra è successo questo Qualcosa. delitto, ecco. Beh, è fantastico, è una, come dire, un'opera metropolitana, Molto giusto? metropolitana. Qui ecco faccio l'ispettore Bagni. No, qui sto passando alla poliziotta protagonista, diciamo. Quindi la città di Milano. in Città di realtà. Milano, Città di sì. Milano con le sue contraddizioni. molteplici. Sì, e città di M contraddizioni. perché per tutto lo spettacolo non viene quasi mai nominata. Solo alla fine, una volta sola, viene nominata la città. È uno spettacolo molto... è proprio una dedica d'amore alla città e anche alle fatiche della periferia, perché è ambientato in una zona periferica di Milano dove ci sono questi palazzoni dove abitano... Però Milano adesso poi è molto cambiata. ci sono ancora le periferie difficili, quelle ci sono sempre. Esatto. Come però a Roma, Milano, come a Catania, certo, anche naturalmente, ovunque in ci tutte sono. le metropoli. Però Milano mi sembra anche molto come dire, più forse... Un po' più smart. più smart. È vero, cioè, No, beh, dai, è cresciuta quel centro molto. Futurista bellissimo. City Life. City no. Life. Sì, no, è una città, si sta abbastanza Ci bene. vivi bene. Ci vivi bene, però devo dire la verità che è bene ricordarsi che non è sempre tutto oro quello che luccica. Questo Milano, quando vieni a Catania che impressione hai? Ma io adoro, ieri ho fatto una passeggiata, sono arrivata fino al mare, mi piace tantissimo Catania, mi piace la Sicilia, mi piace l'accoglienza. Ho preso casa e il mio padrone di casa, gentilissimo, già mi vuole invitare a pranzo. No, veramente. Hai preso casa qui? Ho preso casa, da che sì, parte? sì. Quartiere? Sono vicino al teatro ABC dove faremo il nodo, proprio di fronte. Senti, al mare dove sei andato? Alla playa? Alla playa, bravo, sì. Com'era bello? Bellissimo, no? Anche perché mi piace fare meditazione. Allora mi sono messa lì, davanti alle onde del mare,
e mi sono coccolata. Beh, questo l'hai appreso negli anni? Sì, sì, perché è importante stare in contatto con se stessi. Poi in questi ultimi 2 anni di Covid, sempre con le mascherine, siamo diventati più deboli. Sì, E quindi abbiamo certo. bisogno di stare tranquilli, connessi con noi stessi, con le persone intorno, trasmettere energia positiva, buona. Che bello! Sì, ci ne tengo abbiamo tanto, bisogno, sì, guarda, ne abbiamo ti bisogno. assicuro. Invece qua è tutt'altra atmosfera. Sì, sì. Miseri, se la pronuncia è giusta, comunque Sì. un famoso film che noi tutti abbiamo visto, The Miseri deve morire, comunque Stephen King, regia di Filippo Dini, Sì. vediamone un momento. Sì, con questo siamo venuti anche a Catania. Hai avuto un incidente d'auto, Paul. Cosa hai pensato? Io voglio leggere ogni parola che scrivi. A Misery e ad Annie Wilkes, che l'ha riportata in vita. I'll be seeing you. Atmosfere come sono, Sì, un po' io inquietanti. io sono una persona molto, cioè, mi definisco una persona solare, che voglio il bene, così, poi faccio tutti spettacoli durissimi. Però la cosa che penso, rispetto a volte uno a teatro dice, ma vado a teatro, spesso uno ha paura di annoiarsi e di... Beh, non a Catania, che è una tradizione No, di teatro, Catania no. di amore per il teatro. Catania sempre pieni i teatri, ma sì, poi la gli gente... attori, tantissimi. Sì, e poi anche molto curiosi, attenti, dopo vogliono chiedere. Ieri è stato molto Perché bello. c'è un'educazione che è cresciuta nel corso degli anni, veramente una città che non ha rivali No, da no, questo è punto vero, di è vista. vero, è vero. Senti, lì quel personaggio com'era? Ma Misery è stato bello tosto perché a parte che avevo il paragone col film che era veramente straordinario e quindi insomma ero un po' emozionata, però poi mi sono abbandonata a questa donna che lei aveva questo mito di questo scrittore e lei si sentiva la sua ammiratrice numero 1, per cui quando tu hai un amore ossessivo, ossessionato, e anche raccontare un personaggio così ho preferito scegliere di dare spazio alla sua parte più fragile, alla sua parte più infantile. Quando tu sei ossessionato da un'altra persona, non sei solo un mostro, sei anche magari profondamente innamorato dell'altro. Ecco, e c'è un legame, sei attratto, c'è un'attrazione. Sì. È bello raccontare dei personaggi, la parte del contrasto che hanno dentro, no? Se un personaggio è tanto duro, è bello tirare fuori la sua fragilità. Chi sono i tuoi colleghi che stimi di più, che ti piacciono di più come colleghi e colleghe, naturalmente? Sì, certo. A parte i miei Ambra, compagni, immagino. vabbè, Ambra, ci stiamo trovando benissimo. Infatti, veramente vi invito a Non vedere vi lo conoscevate? spettacolo. No, ci siamo conosciute con lo spettacolo. E vabbè, ovvio, io la conoscevo, però devo dire la verità, poi in queste ultime repliche è bello perché il teatro cresce più lo fai. Questo è. Diventiamo sempre più complici, però allo stesso tempo il conflitto viene più fuori, per cui insomma molto bello. Che bello. Sì. Senti, e bastava un'inutile carezza a capovolgere il mondo, un titolo importantissimo che ricorda Piero Ciampi, un grande della nostra canzone italiana, uno spettacolo di Massimo Lucconi. Possiamo vederne un momento? Canti lì? No. Sì. Forse vediamo. Tanto. Vediamo. Chi lo conosce Piero Ciampi? Andare, camminare, lavorare. Il passato nel cassetto chiuso a chiave. Nutriamo il lavoro. Gli anelli a pascolare con le capre fra i nitriti dei cavalli, questi rumorosi, vigilati tutti da truppe di pastori. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare. Com'è bello il vino, rosso, rosso, rosso. Tu mi manchi molto, Sono dentro ogni ora di più. Ma che meraviglia, complimenti veramente, voce meravigliosa, poi interpretazione, inutile dirlo, ma
splendida, di un Grazie. personaggio straordinario che forse non è sufficientemente No. valutato o ricordato. Ha avuto una storia molto particolare, Piero. Devo Piero dire, Ciampi. sì, Piero Ciampi. Devo dire la verità, io da quando sono piccola conosco la sua musica perché me l'ha trasmessa il mio papà. Mi ha fatto conoscere lui, le canzoni di Piero. Tra l'altro lui stesso ha cantato Maria Maria di Piero Ciampi e quindi non so, ho pensato il desiderio di volere raccontare la sua poesia, perché poi le sue canzoni sono poesie. Anche per ironia. Piene Anche di ironia, anche di coraggio, anche di un pensiero politico molto Sì. definito. Che è tipico di quegli anni, Sì, quando si era un po' sì, impegnati. Sì, uno che non lo potevi ingabbiare, una vita assurda, legata anche all'alcol, insomma. Sarebbe riproporlo Sì. forse alle giovani generazioni, Ciampi, non Sì, so sì. se tu sei d'accordo. Sì, anche perché secondo me lui aveva quel modo di parlare che non è lontano dal genere rap. Che, vero. sì, faceva dei monologhi Veloci Sì, e- sì, di libera Va interpretazione. bene, uno spunto. Sì. Invece queste sono due donne che ballano e qui è la regia di Veronica Cruciani. Vediamo cosa succede lì. Non te lo permetto! Ma lo sa che è proprio cattiva? E adesso? Siedi. Porto la spesa in cucina. Siediti, cazzo! Perché? Ma stai tranquilla che non ti faccio domande indiscrete. Gli uomini sono dei bastardi. Scusa. Beh, questo è vero. Io lo so quello che devo fare. E forse te lo dico. No, questo no. Conflittuali Sì, inizialmente. anche lì sempre tutti i conflitti. Lei era una signora che aveva bisogno di una donna che le pulisse la casa perché la figlia non si poteva occupare della madre, problema che adesso diventa sempre più importante perché i genitori sono longevi, grazie a Dio, però hanno bisogno di aiuto. Giusto. E quindi c'era questo conflitto perché spesso, anche l'altro giorno parlavo con una mia amica, dice ma mia madre non la vuole una che va in casa a pulire, deve far tutto lei. Non è facile avere sì. un estraneo in casa, Sì, sì. no? Però bisogna... Anche se è necessario. È tante necessario, volte, bisogna ci imparare manca- a e dire ho bisogno d'aiuto. Esatto, e avere anche il massimo rispetto nei loro certo. confronti che fanno questo lavoro Mamma che non mia. è dei più semplici. Senti, ma il tuo papà viene a vederti a teatro, Nicola Di Bari? Sempre, con la mia mamma, Che bello. orgoglioso. E certe volte quando si alza in piedi io mi metto a piangere. Sì, perché lui è così, è sincero. Se Si gli alza in piace- piedi per applaudirti? Sì, sì. Che bello. Sì, Beh, sì, è la cosa più bella che possa certo. capitare, no? No, ci amiamo molto, ci stimiamo tantissimo e... Lui è una persona di grande generosità, perché tu Grandissimo. hai preso da lui, guarda, si vede. Da lui e dalla mamma, dai. Anche dalla mamma, Anche che io dalla non mamma. conosco, ma Agnese. Agnese, perché noi salutiamo Certo, naturalmente anche assolutamente, la con signora tutto il Agnese. Che meraviglia, essere applauditi dal proprio papà così famoso come Mamma Nicola mia, Di Bari. che onore. Dopodiché c'è un ritorno a casa, sì, sì. che possiamo vedere un momento. Piega indietro la testa. Apri la bocca. Metta via quel bicchiere. Stenditi sul pavimento. Dai. Te lo verso in gola. Lei? Forte, eh? Se lo verso in gola. Un personaggio duro, com'è? Mamma mia, è stato durissimo quello spettacolo, ero l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. Devo dire, fino adesso abbiamo visto immagini con altre donne. Lavorare con gli uomini non è facilissimo. Davvero? Preferisco le donne, però... Perché noi uomini come siamo? a volte gli uomini attori sono molto più prime donne delle donne. Ah, competitivi quindi. Belli tostarelli. Belli tostarelli. Però è stato uno spettacolo bellissimo. Bellissimo. Peter Stein Ritorno ha fatto a un casa. lavoro su Pinter straordinario. Tu, leggevo, ti piace molto e ti impegni molto nella costruzione di un personaggio. Sì. Che vuol dire?
Cioè, il personaggio, se c'è uno spettacolo teatrale, più o meno si sa qual è. Invece nel tuo caso no, lo ricostruisci tu. Mi piace andare, per esempio, adesso sto facendo il nodo, devo fare un insegnante, io sono andata a intervistare le insegnanti, sono andata a chiedere, ho passato i pomeriggi interi, sono andata proprio a vedere anche come si comportavano, perché tu devi entrare dentro la materia. Oppure quando ho fatto i 7 personaggi del monologo, Piero Colaprico mi ha portato alla questura di Milano. Ho passato un pomeriggio con una poliziotta che mi ha fatto vedere anche le pistole. Non si poteva dire, tanto non lo dirò mai. No, chi è? non l'hai detto. Non l'ho l'hai detto. detto. Quindi altro che quelli che dicono io tanto so come cioè, No, bisogna andare a studiare. studiare. E poi scopri, incontrando le persone e intervistandole, scopri dei lati che tu non ti immaginavi. A me piace molto il contatto umano, per quello faccio teatro. Ma si Mi piacciono le questo, persone. si piacciono le persone. Le persone proprio. Che bello. Sì. E che cosa ti dà l'incontro con le persone? Non sto parlando degli attori che ovviamente con i quali collabori, certo. ma le persone, quelle che vai a un po' intervistare per preparare il personaggio, cosa ti danno? Mi sembra come un modo di restituire quella tenerezza che tutti gli esseri umani hanno. Che bello. Cioè, alla fine il teatro che cosa dice? Che noi siamo qua per questo tempo che ci è dato di vivere e cerchiamo di fare onore alla vita. È un amore per la vita. Io direi straordinario, soprattutto in questo tempo in cui abbiamo detto prima i rapporti non sono facilissimi, No. per niente c'è molta chiusura, non lo diciamo retoricamente, ma è No. un dato di fatto vero, e questo fenomeno, noi che siamo genitori, coinvolge soprattutto i nostri ragazzi e noi siamo preoccupati molto spesso perché vediamo mala movida, come si suol dire, e bullismo. E bullismo è uno dei temi, diciamo, della... E poi posso dire una cosa anche rispetto ai genitori, io che sono mamma, a volte noi genitori ci mettiamo un po' protagonisti della vita dei figli. Ecco, ingerenza, ficchiamo il naso, Sì, vero? come tutto quello che noi non abbiamo fatto nella nostra vita lo devono fare loro. E quasi che le esperienze che vivono loro sono un po' nostre, invece dobbiamo imparare a lasciarli andare, vivere la loro vita e stargli al fianco. Che bell'incontro questo con Arianna Grazie, Michele, Scommeglia, mi fa che piacere. vedremo oggi pomeriggio alle 18 al Teatro ABC, poi venerdì 24 alle 21, sabato alle 17:30 e alle 21 e domenica 26 alle 18 al Teatro ABC di Catania con questo bellissimo spettacolo con Ambra Angiolini, Il nodo di Giovanna Adams. Regia di Serena Sinigaglia. Grazie mille, complimenti. Grazie, Michele. Beh, buon lavoro, ti lascio andare, ti devi preparare. Certo, ci tocca prepararci. Grazie, viva. Grazie, un saluto a tutti.